alcuni territori saranno penalizzati. L'unica cosa che mi sento di dire... Cioè intende per esempio l'area goriziana che sarà messo l'Isontino con piuttosto che la montagna, ad esempio. Mi pare che i sindacati hanno anche loro espresso delle perplessità sulla divisione tra ospedale e territorio. L'unica cosa, dicevo prima, che mi sento di condividere era il ripristino dell'Agenzia Sanità, dell'Agenzia di Coordinamento Azienda Zero. Sanità, Azienda Zero, come si chiamerà, ma anche qua dovremo vedere i contenuti, le funzioni, i compiti che avrà. Secondo me è una notizia, cioè non da poco quella data dal capogruppo della Lega. Io intanto voglio ricordare come è stata fatta. È vero che è stata fatta un'introduzione alla riforma, un documento che aveva istituito dei gruppi di lavoro, 70 professionisti di cui non si è mai saputo il nome. Di questi 70 professionisti non si è mai visto il risultato di questi gruppi di lavoro. Beh, non è vero, i piani regionali sono stati elaborati e hanno mai visto il lavoro di questi 70 professionisti e non si è mai avuto il dei nominativo di queste persone. Preciso, ma non già è vero. Avere dei saggi di cui si sa nome e cognome, che ti hanno fatto una presentazione in commissione di quello che hanno fatto, era già un salto notevole rispetto alla passata legislatura. No, ma loro hanno deciso di muoversi in questa maniera, hanno dato enfasi all'ascolto, però l'ascolto di fatto l'hanno fatto su scelte che in qualche maniera avevano già pensato, determinato, quindi è un ascolto per modo di dire. Così com'è vi piace? Sostenete la proposta del centrodestra? Io sono stupito perché io ho paura appunto sul costo organizzativo e di personale, che tutte le riforme hanno un costo, e una ristrutturazione e un modello completamente diverso rispetto a quello attuale sarebbe stato non indolore, diciamo.